Questa sera mi occuperò della finanziaria del governo Berlusconi che attualmente è in discussione in Parlamento. Quanto dirò, sinteticamente si potrebbe definire così le bugie di Berlusconi in campagna elettorale, Berlusconi e il suo governo. Aveva detto insieme al prode Tremonti: abbasseremo le imposte perché dobbiamo far crescere il potere d'acquisto degli italiani, in modo tale che possa ripartire la domanda interna e quindi anche l'economia che è in difficoltà. Cosa dicono oggi? Dicono che non possono abbassare le imposte, non metteranno le mani in tasca agli italiani, ma non abbasseranno le imposte perché l'economia del paese non cresce, perché il PIL non cresce, perché la ricchezza del paese non cresce. Quindi rovesciano esattamente quello che dicevano durante la campagna elettorale. Aveva detto agli italiani che avrebbe aumentato il loro potere d'acquisto e l'unica cosa che ha inventato è la carta di povertà per umiliare tutti coloro che già sono umiliati dall'essere poveri. Il fantasioso Tremonti si è così inventato la Robin Tax, togliere ai ricchi per dare ai poveri, fantastico. Una frase che colpisce naturalmente, per cui ecco l'idea di aumentare le tasse alle banche, alle aziende energetiche, alle assicurazioni, ai petrolieri, soggetti molto poco amati dai cittadini, quindi ottengo due scopi: ottengo incasso, introito dei denari allo Stato e in più mi faccio bello davanti ai cittadini che legno queste quattro realtà economiche. Ma c'è un piccolo particolare. Vuoi vedere che questo balzello cadrà in testa a tutti noi? In che modo? Ovviamente non serve essere aquile per capire questo passaggio. Questi maggiori oneri verranno sicuramente sborsati da noi quando dovremo pagare le bollette del gas, della luce, quando pagheremo i costi delle banche e quando pagheremo i premi delle assicurazioni. Quindi i 4-5 miliardi di euro che lo Stato incasserà con la Robin Tax, di questi 4-5 miliardi solo 300 milioni andranno ai poveri, con quella famosa carta annonaria, una carta già umiliante di per sé. Questo vuol dire che cosa? Che in modo surrettiziamente un aumento della pressione fiscale. In modo furbo questo è un aumento della pressione fiscale, perché questo aumento non sarà il fisco ma saranno l'aumento delle bollette e delle fatture. Qualcuno aveva detto che per finanziare la Robin Tax bastava per esempio colpire le rendite finanziarie di gente che guadagna 500 milioni con una sola operazione. Aveva pure detto che non avrebbe toccato lo Stato sociale e invece ha tolto in modo indiscriminato fondi alle regioni per la sanità e avrà come conseguenza l'adozione di ticket in qualche altra regione. Salto un po' perché sono un po' in ritardo, devo dirvi che sulla sicurezza ha vinto le elezioni promettendo insieme alla Lega più sicurezza. E cosa fa? Cosa fa con questa finanziaria? Toglie 3 miliardi e 400 milioni, questa è la realtà. Poi dopo le proteste dei sindacati della polizia, del COCER, dei militari, dell'opposizione, mette un pannicello caldo, 300 milioni sul piatto, dopo aver tolto però i 3 miliardi e 400 milioni. Alla scuola e all'università ha tolto 8 miliardi di euro, mettendo in ginocchio le scuole di ogni ordine e grado e anche le università. Sempre il governo Berlusconi che aveva promesso il Bengodi. Aveva promesso di abolire il bollo auto, anche questa è una promessa da marinaio. Ha diminuito agli enti locali 7 miliardi. Questa finanziaria rende la stragrande maggioranza dei cittadini più poveri e più insicuri. Le uniche promesse mantenute sono state quelle che riguardano la sua persona. Oggi è come il Re Sole. La sua maggioranza in Parlamento è così compatta nel soddisfare le sue esigenze che sembra sia formata da suoi maggiordomi, ovviamente senza offesa per i maggiordomi. Berlusconi potrebbe dire, come Alberto Sordi nel film Il Marchese del Grillo: io so io e voi non siete un cazzo. È buio nel nostro paese, è calata la notte sulla nostra Repubblica. Comunque sia, buona serata e arrivederci a mercoledì prossimo.